Altra ondata di scarcerazioni tra i secessionisti accusati di terrorismo. Il Tribunale del riesame di Brescia ha scarcerato altri 5 attivisti del movimento e concesso gli arresti domiciliari ad un sesto. Tra questi, stremata ma felice, è uscita dal carcere. Maria Marini, di 56 anni, di Montebelluna, era rinchiusa nel carcere di Venezia, alla Giudecca, da 23 giorni. Sono finita in carcere per un'intercettazione che poteva essere interpretata in 1000 modi diversi, ha detto. Rimane invece una misura cautelare, appunto, ai domiciliari per il veronese Luca Vangelista, accusato di aver partecipato alla costruzione del tanco. Da abile fabbro avrebbe fornito il materiale per la blindatura della ruspa. Il Tribunale di Brescia, insomma, ha cancellato il reato di associazione eversiva con finalità di terrorismo per mancanza di indizi gravi di colpevolezza. Continua invece a rimanere in isolamento a Vicenza Luigi Faccia, ossia colui che si è dichiarato prigioniero di guerra e si è appellato alla Croce Rossa Internazionale con sede a Ginevra per segnalare la violazione dei fondamentali diritti umani che sta avvenendo, ha detto, in Veneto, e spiegando di aver sempre praticato la via pacifica non violenta per l'autonomia del popolo veneto.